Dentro i contenitori hai il ghiaccio, scegli il ghiaccio che preferisci, quello che ti va meglio. Manca la rottura. Ok, beh, no, grazie mille. Bene. Il succo devo farlo giusto? Sì, ed è un succo di limone. Lime o limone? Di lime. Sai se c'è differenza tra lime e limone, oltre al colore? Il lime è leggermente più acido rispetto al limone. Il lime è più acido e il limone è più aromatico. Beh, forse un po'. Sì, grazie. Finiamo di prendere tutta l'attrezzatura, quindi ti manca quella per la spremitura del limone, del lime, attrezzatura, non bottiglia, attrezzatura. Ok. Hai preso tutto l'attrezzatura per lavorare? Beh, mi manca il succo di... Sì, ok. Ti serve nient'altro? Un misurino? No, uso mano libera. A mano libera? Sì, Bene. il mio professore preferiva è così. Benissimo. È leggermente più professionale. Guarda, per me va benissimo. Prendi pure allora lo spremiagrumi e prenditi un coltello. Sono previste decorazioni nel Bacardi Cocktail? No. Lavora a mano libera. Bello! Già poche donne e più con la mano libera. Fantastico. Lime. Che bello, bene, bene. Ti ricordi quanti CL ne vanno? 15. ml, quindi un CL e mezzo. Sì, perfetto. Sai che devi farne 2, quindi con 3 CL di lime è più che sufficiente. Va bene? Il mio insegnante vecchio storico, perché noi imparavamo a mano libera. Anch'io? Sì, io ho un'età diversa, ma noi quando ci insegnavano facevamo tutto a mano libera. Quando hai iniziato l'Ives? 1, 2, 3. Cosa ti serve? Un becco di vetro. Ah, no, di vetro non c'è. Ah sì, ci sono le carattine là dietro, scusami. Orientati anche tu, Tomè, così sai consigliare. Grazie. Quando ho iniziato l'Ives, 14 ormai anni fa, non potevo utilizzare il jigger, era vietato a legare. Quindi alle prime 3 gare che ho fatto la notte prima a casa con le bottiglie d'acqua, sciroppo, a vedere se versavi giusto. 2, 3 che prova e fa. Prova, l'unica era provare, vedere se andava, se funzionava. Adesso fortuna il mondo è cambiato. Beh, è meglio sotto certe tecniche. Secondo me sì. Gli altri ingredienti del Bacardi Cocktail sono? Allora, il Bacardi Cocktail si prepara con 45 ml oppure 45 ml di rum Bacardi. Sì. E 15 ml di succo di lime. Sì. E 10 ml di sciroppo di granatino. Il sciroppo di granatino, perfetto. Si prepara nello shaker e sì.
e il bicchiere invece è la coppa. Perfetto. Non è che posso mettere... I cestini là, sotto la macchina. Grazie. No, lì, sì. Grazie mille. Lì se ne portavano anche 2 di là. Ti ringrazierà al prossimo che trovo un drink con la spremuta. Portato il piatto fresco, sì, coperchio. È obbligatorio utilizzare il rum Bacardi nel Bacardi cocktail? È una scelta? Posso utilizzare un altro rum bianco? La ricetta dell'IVA richiede l'utilizzo del rum Bacardi, Ok, perfetto. che è un distillato che si produce con la melassa dello zucchero, e ci sono 2 tipologie, quello artigianale o quello industriale. Quello artigianale è più pregiato e si produce col succo puro, mentre quello industriale si produce con la melassa. Sì, è giusta la differenza, è giusta le caratteristiche. Posso darti un consiglio? Non utilizzare industriale e artigianale, perché ci sono dei rum da melassa che sono buonissimi. È solo il modo in cui viene preparato, non è una distinzione di gusto, non è che uno sia cattivo e uno buono. Ci sono rum da succo che sono buoni e ci sono rum da melassa che sono fantastici, ok? Quindi il consiglio mio è, se vuoi utilizzare il metodo tradizionale, ok, mentre quelli da succo sai che possono avere un'altra definizione, che è quella di rum agricole. Mai sentito nominarli agricole? Ok. I rum agricole sono i rum da puro succo. Posso mettere... Sì, metti pure lì che Forse arancia. però tecnicamente hai detto una cosa giusta. Invece lo sciroppo di granatina è uno sciroppo di? Lo sciroppo di granatina è uno sciroppo analcolico, Sì. e, a base di zucchero principalmente. Ovvio. E melograno. E melograno, perfetto. Allora prendo gli ingredienti, Sì, il rum. perfetto. Guarda, ce n'è uno di già aperto lì sopra. Ok, grazie. Figurati, e anche la granatina, tanto non sai cos'è, è nel fondo a sinistra, che è già aperta senza prenderla chiusa. Guarda, in alto sinistra, sinistra, tutto sinistra, via, no, sinistra ancora, Posso usare questa? granatina, prego. Ah sì, di solito ho messo là. Gli ingredienti ci sono tutti, giusto? Sì. La decorazione non è presente. Bene, allora possiamo andare a fare il drink. La prima cosa è la freddizione. Posso farti un'altra domanda finché lavori? Vai pure, tanto devi solamente caricare il ghiaccio. Se io al posto dello sciroppo di granatina mettessi lo sciroppo di zucchero, E in quel caso lì diventa il daiquiri, che è perfetto. la variante del Bacardi. Il Bacardi è una variante del daiquiri, nasce prima il daiquiri e dopo diventa Bacardi con lo sciroppo di granatina. Ok. Sai anche qualche parola di storia su questo cocktail? Il Bacardi è un cocktail cubano e le prime ricette si trovano negli Stati Uniti e il rum Bacardi invece deriva dal Don Facundo Bacardi. Vai.
Dove versi su Team? Ok, perfetto. Ti ricordi quando si andava a mano libera noi? Sì. Questa è la prima, l'altra non è la prima. Si sta lì. Stai già preparando per 2, giusto? Sì, sì, sì. Sì. Oh. Facciamo proprio così. Ok. Tu lavori per una dose o per 2? 2. Faccio l'emulsione dell'acqua. Posso assaggiarlo adesso? Certo. Posso? Secondo me mi hai messo un po' poco lime. Posso aggiungere? Grazie. Se hai visto quanto l'hai versato più o meno quasi quanto la granatina, ma ce ne va un pochino di più. Ok? Perché è importante sulla granatina mettere il limone? Cosa si intende per equilibrio? È equilibrare la parte di zuccheri dolci e quelle un po' più acide. Vai. Colato l'acqua, sì. Scolato l'acqua. Sì. Dai, un bel sorriso ormai, il drink è finito. Si può più sbagliare niente a questo punto. Fa cadere il bicchiere, si fa cadere. Rimuovo il ghiaccio, il bicchiere si è raffreddato. Sì. 16 centina. Non si chiede. No, questa è la scuola. Avresti potuto fare un double strain su questo cocktail? Allora, hai già risposto bene a quasi tutto, quindi questa qua è solamente una domandina ulteriore. Sai cos'è un double strain? No. Ok. Double strain è quando utilizzi un colino Sì. come quello che ti ho usato per filtrare il lime, ok, e lo utilizzi per fermare i pezzettini di ghiaccio che si sono creati durante la shakerata. E beh, io in precedenza avevo già filtrato il... Sì, si utilizza per i quindi- pezzettini di ghiaccio perché durante la shakerata il ghiaccio si va a spaccare e potrebbe dare fastidio a chi lo beve. Posso farti una domanda sulla scelta del bicchiere? Buoni. Sulla scelta del bicchiere. È previsto dalla ricetta? La coppetta. Cioè l'effetto, quando ti danno un cocktail così, che effetto ti dà? Che poco. Sì. Se tu l'avessi messo in una coppetta da cocktail, la dose era perfetta, voglio dire. Invece qui ti dà un senso che si perda un po' il cocktail, no? Il colore è bellissimo. Bene. Io non ho tante altre cose da chiederti perché hai risposto esatto a tutte quante le domande. L'unica cosa, visto che hai citato Don Facundo Bacardi, sai adesso dove viene il Bacardi? È un rum bianco che viene prodotto, sai in che stato? Beh, principalmente in Haiti. Haiti. Un altro stato, Giamaica. a Porto Rico. Ok? È un rum cubano. Don Facundo Bacardi lascia Cuba e si sposta a Porto Rico e adesso la Bacardi a Porto Rico fa un rum di stile cubano ma a Porto Rico. Ad Haiti si producono tantissimi altri rum fuori, tanto per informazione, tanto perché siamo qua il drink ormai è finito e siamo anche nei tempi, quindi niente da dire.
In tutti i Caraibi ci sono 35 distillerie, 35-40, ad Haiti ce ne sono 300, perché ognuno fa la produzione in casa e quindi tutto un altro mondo di rum. Mi puoi ripetere perché si usa il passino quando tu versi nel bicchiere? E altrimenti il ghiaccio. Si sentono i pezzettini di ghiaccio, oppure tu prima avevi passato il succo di Sì, limone, sì, l'avevi sì. passato, quindi in un unico movimento facevi i due Entrambi. passati, entrambi. Bene, Io non ho altro. a posto, allora vieni pure da questa Grazie, parte. grazie mille. Nessuno. Lascio tutto. Sì, lascia pure lì.
Allora, lì nel vassoio tu prendi tutti gli ingredienti. Prendi tutto quello che ti serve. Sai che devi preparare 2 drink. Ok? Uno per me e uno per la professoressa. Due drink. Sì, mi scusi. Sì. Ho preso tutta l'attrezzatura che ti serve? Sì, la paletta, quella per prendere il ghiaccio. Ah, è là? Hai il cucchiaio da ghiaccio? Ok. Se vuoi spostare il ghiaccio più vicino.
Inizi di completarti la station, per fare le strumentazioni. Ok. Prendi gli ingredienti. Hai preso Un Mind Giule. Sì. Sì, un bourbon whisky. un bourbon whisky. Sarà il prodotto dove? Dove viene fatto il bourbon? In che paese? In America, negli Stati Negli Uniti. Stati Uniti. Ti ricordi anche lo stato per caso? Uno, il più famoso? In California. No, in Kentucky. Ah, in Kentucky, ok. Ok. Che ti dovrebbe essere utile anche per la storia del drink. Però ti ricordi qual è con cosa è fatto il whisky? Con La materia prima? sì, con i Uva, pere, mele, meloni. no, cereali. Bravo. Ti ricordi qual è il cereale principale del bourbon? Il grano. No. Parente del grano fatto a pannocchia. Il Mais. mais, ok. Il mais. Ok. Ok, allora Poi? bourbon whisky, poi acqua, Che acqua vuoi? Vuoi un po' di soda o ti basta dell'acqua sì, naturale? un po' di soda. Hai il sifone di dietro. Brent Elliott. Bene. Poi? La menta, Sì. zucchero a velo intanto. Lo zucchero a velo guarda che ce l'hai anche nella vaschettina là. Ok. Guarda se ti basta. Sì, dovrebbe bastare. Perfetto. E lo dai con un cucchiaino, quindi prendi pure il cucchiaino. E ti manca una cosa che hai detto giustamente, cioè la menta. Sì. La menta. Puoi anche lasciarlo in vaschetta, eh? Io lascerei in vaschetta. Sì, mi porto direttamente alla vaschetta. Bravo. Lascia pure il cucchiaino lì e dopo sai che quando ti serve prendi la vaschetta e ti metti i tuoi cucchiaini. Ok. Quindi la menta. La menta è qua davanti. Ok? Ok. Preparatela in un piattino. Guarda. Stacchi la cima Ah, ok, anche il gambo. Sì, e strappi le foglie. ok. E ci metti un secondo perché foglia per foglia se devi preparare 10 Mind Julep. Finiamo lunedì, come dici tu. Ok. È prevista decorazione sul Mind Julep Sì, quel e diciamo, il ciuffettino di menta. sì, esatto. Ok. Con lo zucchero a velo sopra. Ok, quindi io preparerei il ciuffettino. E come lo mettiamo il ciuffettino sul drink? Sopra il ghiaccio. Sì. Con uno strumento o con le mani? No, con una pinzetta. Con una pinzetta. Ok. Abbiamo tutto? Possiamo partire? Fare il drink? Puoi provare a usarlo per vedere come esce? È perché non so come. Sì, lo metti sul lavandino e prova. Hai la levetta laterale, premila col pollice. Perfetto. Così capisci la pressione. Sì, sì.
Che tecnica è quella di questo drink? È un cocktail pestato. Un cocktail pestato. E quindi va preparato a parte o all'interno del bicchiere? No, a parte. Io lo preparerei dentro il bicchiere. Dimmi come procederesti. Io preparerei, diciamo, Così l'hai fatto l'estratto. a scuola? Sì, L'hai fatto così a scuola? sì. Preparerei, diciamo, l'estratto con le foglie di menta pestandolo, diciamo quindi quello aromatico con le foglie di menta e cioè prima inserirei il ghiaccio, poi inserisco questo e poi infine il bourbon whisky sopra e decorazione. Dimmi tu. Non so. Questo te l'ha insegnato il tuo professore, giusto? Dai, vediamo, fai che noi giudichiamo Ok, la tua operatività. ok. Va bene? Non avere paura. Sta tranquillo. Calcola sempre per 2, mi raccomando. Che siamo in 2 io e la professoressa. Ok? Ce l'hai la pinzetta? No, devo andarla a prendere poi. Dammi la pinzetta. Ce la pinzetta. Ok? Mi sai dire, finché pesti un pochino la menta, un po' di storia su questo drink, un qualcosa, qualche aneddoto, dove viene venduto, come nasce? Allora, questo drink divenne famoso grazie a un senatore del Kentucky, che è Harry Clay, che lo fece diventare famoso anche fuori dallo stato di Kentucky. E diciamo che è un cocktail pestato molto famoso in tutto il mondo, come il Mojito. E questo, diciamo, che è il drink prediletto per gli spettatori del derby del Kentucky, una gara molto, molto famosa, una gara ippica molto famosa in tutto il mondo. Capito perché ti ho chiesto dove nasce il bourbon? Sì, perché è lì. Perché è lì, ecco. Quindi dire non mi ricordo da dove arriva il bourbon e sto preparando Wine Julep vuol dire che il bourbon segue l'idea e la situazione del Wine Julep, insomma. Ok. Questo è meglio questo. L'altro si scioglierebbe un po' troppo. Sì. E poi la Julep Cup sarebbe bello prepararla. Ma chiediamo a lui. Hai mai visto una Julep Cup con il ghiaccio all'esterno? No. No. A volte viene preparato all'interno di una vasca più grande con il ghiaccio tritato, man mano che si mescola rimane il ghiaccio attaccato. Spostati il sifone se ti dà fastidio. Lavora comodo sempre in bar, mi raccomando. Ok? Ok? Ti serve un tovagliolo? Stai anche sempre usando un tovagliolo, sai, per evitare. Grazie. Se tu usi un tovagliolo ti imbarazzi meno e stai più dritto. Ok. Ok. E adesso ci va il bourbon, giusto? Sì. Quanto bourbon? 60 ml per dose. 60 ml. Quindi gli ingredienti sono, vai, tanto fai. 60 ml di bourbon,
po' d'acqua, ma ce n'è veramente poca, e lo zucchero e la menta, quindi un cocktail super alcolico. Alla fine è solamente bourbon, giusto? Secondo te? O c'è un qualcosa che lo rende più lungo, più bevibile, più beverino? Sì, sicuramente il ghiaccio. No, bastava solo questo. Ok. Non tutte le domande sono difficili, alcune sono ovvie, dobbiamo saper rispondere alle ovvie. Quelli lì quanti celle sono, questi che stai versando? 45. 40. Ok. Perché non è colmo, cioè. Ok. Ok. Bene. Sempre rivolto verso di me, bravo. Non lo completi con un altro po' di ghiaccio? Ti chiedo, Sì, sì. Meglio, diventa Ci più avevo carino. pensato anche prima, solo che ho detto, bah, magari ha sbagliato. No. Comodo che te lo dico io. Guarda quanto è più bello. Ricordati sempre che l'occhio vuole la sua, Fa la sua parte. parte, sì. Un qualunque drink con poco ghiaccio non è mai tanto bello, soprattutto se devi pensare che questo drink viene servito al Kentucky Derby, quindi ad una corsa di cavalli sotto il sole che si svolge in giugno, se non mi sbaglio. Col caldo, secondo te, se c'è poco ghiaccio è bevibile la cosa? No. Ok. Bene, è completo? No, devo Ok. fare decorare con dello zucchero verde. Sì. E come fai con lo zucchero? Prendo Prendi un colino. colino. Ricordati, quando devi prendere l'attrezzatura devi fare passaggio per passaggio su quello che devi fare. Puoi prendere il tuo cavallo. Prego. Basta sufficiente senso. Bene. Posso berlo, vero? Sì, sì. Riesco io a berlo? Ah no, con la cannuccia. Sono là dietro. Sì. È l'unico modo di berlo con la cannuccia. Sì. Hai mai visto questo strumento? No. Questo si chiama julep strainer e serve perché, mettisene solo una, veniva servito in questo modo. Vedi che questo tiene fermo il ghiaccio? Sì. E quindi il cliente beveva il drink direttamente da qua, tenendo fermo il ghiaccio. Questo era il servizio originale del julep. Ok. Ok? Bene. 2 domande. Sì. Hai mai sentito parlare di rye whisky? No. No, perfetto. Mi hai detto che il bourbon whisky deriva dal mais. Il rye whisky è il 51% di segale. Ok. Se io invece ti dico Scotch whisky o Irish whisky, qual è il cereale principale? Non è mais, non è segale evidentemente. Frumento. Ne manca un altro. Io ti dico malto, cosa ti viene in mente? Mai sentito parlare di malto? Tu fai la birra, ad esempio, no? Cosa Ah sì, il utilizzi? luppolo.
No. No, la Sì, birra un'altra cosa. metti il luppolo invece che Sì. metti il luppolo che è un aromatizzante, Sì. no? Ecco, un amaricante aromatizzante. Ma per fare la birra hai bisogno di usare il malto. Ma prima cosa acquisti? Non fai il malto, prima acquisti Non mi ricordo l'ultimo scelta. l'ingrediente principale della birra, oltre che all'acqua. C'è l'orzo L'orzo. e poi lo vai a fare Sì, l'orzo. germogliare e ottieni il malto. Ok? Ok. Quindi un esempio di un whisky fatto con l'orzo, Lo Scotch whisky e l'Irish whisky. lo scotch whisky e il whisky. Vedi che le cose le sai, le devi solo collegare con le informazioni. Ti faccio un'altra domanda. Sì. Posso fare un julep con il brandy? Secondo te? No, perché sennò non si chiamerebbe più White Julep, perché il brandy diciamo che non ha una denominazione protetta, si può fare ovunque. Quindi non... E il whisky invece si può fare? Ma questo whisky qua è tipico degli Stati Uniti, del Tipico Kentucky. degli Stati Uniti. In Italia io posso fare un bourbon? No, No. perché non posso tenere la denominazione. Questa è la risposta giusta. Ok, Sì. non è giusta la risposta sul brandy. Posso fare un brandy julep, così come esiste un cognac julep, esiste un gin julep, esistono Sì, tanti ok, delle tipi varianti, di julep, sì. perché il julep è una famiglia di Ok. cocktail, non solamente un drink, dove il mint è quello più famoso e codificato IVA, ma ne esistono tanti. Ok. Ok? Hai capito cos'è una famiglia, vero? Sì, Sì, nel io- senso che ci sono tanti tipi di julep. Benissimo, perfetto, come di Fizz, Sì. come il eggnog, eccetera. Un'ultima domanda veloce. Sì, sì. Hai detto prima del mojito, che è l'altro drink con la menta, Sì. giusto? Sì. Sai gli ingredienti, visto che l'hai citato prima, te li ricordi? Con il rum cubano viene fatto. Rum, menta, Rum, menta e... è fuori da quelli che dovevate studiare, Sì, sì. però volevo capire una cosa. Rum, menta? rum, menta e È un po' di tendenza, no? Sì. lo zucchero. Lo zucchero? È un drink lungo o corto? È lungo. Quindi ci sarà un po' qualcosa che lo allunga, Dell'acqua. dell'acqua, Sì, e, dell'acqua. e c'è una cosa che lo rende, il rum è rum, Sì. la menta è profumata, Sì. lo zucchero è dolce, l'acqua è acqua, e manca qualcosa di fresco, cioè di acido, Nella Nella del costruzione. lime. del lime, perfetto. E lo prepari sempre nel mortaio? Se lo sai, No, tanto è io- fuori. No, diciamo che si prepara nei paesi cubani, diciamo, cioè è nato lì, Sì. nella bodeghita del Medio. Ma se tu lo dovessi fare Sì. ai tuoi amici, Sì. dove No, lo si fai? fa direttamente nel bicchiere di servizio. Perché è un pesta. È un pestato, sì. Ok, Quindi perché ti dice questo? Per la prima domanda che ti ha fatto. perché beh, possiamo finire, io diciamo di qua. Sì, Meglio. perfetto. Bene, Quindi- bene, bene, Ok, grazie. Benissimo. Ho buttarli via.
martini. Perfetto. Per prepararne due, quindi se ti sono due bicchieri, se no fai un secondo giro, tranquillo. Bene. Appoggia quello, pensa se hai tutto. Posso fare anche qua sul piano? Certo. Per forza. No, dove ti trovi bene per me. Vabbè. Poi un secondo. Sì? Finisci di prendere il resto delle cose che ti servono, che ti possono servire. Il dry martini. Sappi che è l'ultimo drink della giornata, quindi bisogna che sia buono, eh. Va benissimo. Per quanti cocktail, per quante persone lo fai? Per due. Hai preso tutto? La tecnica Solo quindi la mettere l'acqua qua dentro per il. per il cucchiaio dici? Sì. No, tira questo, dai. Mettilo qui, in un bicchiere più alto, che ci sta meglio, non in un bicchiere basso, così che rischi di prendere. La tecnica di questo drink quindi è? Tramite shake. Sicuro. Dry martini cocktail. Sicuro che va in shake? Dry martini si fa in mixing glass. Si fa in mixing glass. Quando ho provato a scuola? Dimmi? Sì, Quando ho provato a scuola mi ha sempre fatto usare lo shaker. Ma sul serio? Però sì. Per il dry martini o per il Vesper? No, il Vesper non l'ho mai fatto. Non l'hai mai fatto, però sai cos'è? No. Hai mai guardato 007? Ah, il sì. Il Martini Casino Royale è il martini di James Bond, il Vesper. Sì. Ok? E quindi te l'hanno sempre fatto fare in shake. Che differenza c'è tra la tecnica shake e la tecnica in mixing glass? Oltre al fatto che in uno faccio così e in uno non lo faccio. Qual è la differenza più grande? Perché faccio un drink lì e non lo faccio dall'altra parte? Secondo te? Un po' tutti i martini vengono fatti nel mixing glass. Dipende da che ingredienti ho. In parte dipende da che ingredienti, questa è una risposta. La seconda risposta, la dico io, è perché qui stresso meno gli ingredienti, dato che ho due ingredienti che si miscelano facilmente e sono Gin e vermouth. e vermouth, ok, allora è sufficiente Anche questa perché c'è il tecnica. vermouth di solito non si shaker. Essendo un vino. Ok, sì, Hai capito? più o meno. Sì. Adesso non è più tanto Sembra- così, però diciamo di sì. Cos'è un vermouth? È un vino aromatizzato, E? fortificato, Benissimo. in cui viene preparato con dei botanicals, Sì, va bene. sono diversi, soprattutto no? Quello principale che proprio dà il nome anche al vermouth, come si chiama? L'assenzio, perché viene dal tedesco la parola d'origine, che era Vermont,
vermouth è la parola originale. Quindi l'Artemisia Ascensium. Ok. Ci ha fatto una domanda a me prima. Oddio. Se lo volevo in and out. Che vuol dire? Che mettiamo nel mixing glass il ghiaccio e il vermouth. Usiamo lo stire per mescolare il Ok. ghiaccio col vermouth, poi scoliamo il vermouth in un contenitore apposito e aggiungiamo solo il gin e poi... C'era un personaggio Sì. famosissimo in un bar famosissimo a Venezia Ok. che lo prendeva così. Sai chi era? Uno scrittore. Potrei dire una cavolata, ma meglio... Hemingway. Era Hemingway? lui, va bene. Era lui, vero? Hemingway era lui. Pensavo fosse una cavolata. Lo voleva così. No, la storia è storia. Ok? Quindi lui lo voleva così, non voleva bere il vermouth, ma voleva sentire tutti i botanicas, tutti i profumi all'interno del suo gin. Vabbè. Perché il gin comunque ha un profumo. Qual Sì. è il profumo? Ginepro. Il ginepro. Però è un distillato di cereali con aromatizzazione a botanicals che sono stati lasciati macerare e ginepro. Ok. E finiamo la parte merceologica, poi ti lascio lavorare allora. E quanti botanicals posso avere in un gin? C'è un numero massimo? C'è un numero minimo? No. Sì? Minimo. Sì, uno. Uno? Il ginepro. ginepro. Però non c'è un numero massimo. In questo momento c'è un gin che si chiama Monkey che ne ha 47. Tanto per dare un'idea. Quindi prendiamo il nostro gin. Che gin hai preso? Il London Dry. Ok, e cosa vuol dire London Dry? Prodotto, è un gin di Londra, dry e secco. È più Dry, secco. Vuol dire che può essere prodotto solo a Londra? London significa la zona? No, no. E significa cosa allora? Ti ricordi? Ok. London è il metodo produttivo, Ok. per cui tutte le botanicals vengono messe insieme e distillate tutte insieme. Ok. Va bene? Prendi pure il vermouth, che è dritto un pochino più in alto. Sinistra, in basso. Davanti a te. Ah, Ok. E visto che l'hai proposto, se la professoressa dice, lo beviamo anche in auto. Sì, mi farebbe piacere. Visto che ti sei il proposto, ghiaccio... scegli il ghiaccio che vuoi. Hai tre ghiacci, Aprire. uno a cubo, uno tritato, uno fatto a stella. Guarda se qualcuno è buono, se no te lo cambiamo. Sono tutti e due, no? Sì? Ah, Non c'è quella stella. uso ghiaccio Londra. Cosa mi hai detto? Ghiaccio o La stella. Ci sono decorazioni per questo drink? Di solito Dimmi. troviamo o l'oliva Mm? o l'oliva e la buccia di limone. E la buccia di limone. E sei tu che le decidi? Chi è che decide le decorazioni o gli elementi che vanno nel martini? Chi ha creato il cocktail che poi viene trasmesso tra virgolette all'IBA, che è Ok. un'associazione. Nella lista IVA c'è scritto gin, vermouth e Sì. dopo oliva o scorza di limone. O. Ah, piacere. No. Sì. Sì? Ok. O cipollini. Sei tu che decidi cosa mettere o qualcun altro? Io. O anche qualcun altro? Il cliente? Il cliente Ok. decide. Sì, sì. Quindi in questo caso io e la professoressa vogliamo sia l'oliva che la scorzetta di limone. Ok. Va bene? Hai le olive là dietro, là hai gli stecchini, ti prendiamo un coltello, qui hai il tagliere e là hai i limoni. Il martini è il drink più sartoriale che ci sia, perché non puoi... Sbagliato. Vai, no, Anche sbagliato. vai pure. Solo non puoi sbagliare, ma questo è un altro discorso. Un cliente non può arrivare e dirti ciao, mi fai un martini e basta, ma deve sapere cosa. Ma devi chiedergli bene come lo vuole. Bravo, anche a tagliare la frutta. Molto bravo. Un po' troppo di bianco che dà amarezza. Ok? Per tutti siamo in due, eh? Va bene così. Guarda che bravo.
Puoi fare anche 3 se vuoi, così. Per dare un po' di forma. Per dare un po' di forma. Fatto bene. Ti va bene il ghiaccio? Ti va bene il Sì, sì, ghiaccio? sì, sì. È giusto che la bottiglia che hai preso in mano, sei sicuro non ci sia qualcosa da fare prima? Raffreddare il mixing glass. Raffreddare il mixing glass, bravo. Pensa bene ai passaggi che devi fare. Sì, sì. Che se non serve che te li suggeriamo, ma appena ti blocchiamo ti ricordi, vuol dire che li sai, quindi Sì. ragionaci con calma. Bene. Ah, c'era lì il secchiello. Ce l'hai? Sì. Era lì sotto. E non lo vedevo tanto. Oggi non lo vedo, va. Ok. Quindi confermato in and out, giusto? Sì. Bene. No, 15. Ripetimi il termine. In and out. In out. In and out. E lui adesso ci spiega cosa succede nell'in and out. Non solo il fatto che il vermouth viene messo e versato lì, ma cosa vuol dire questo? Che Il ghiaccio prende i sapori del vermouth sì, molto e bene. poi mescolando di nuovo rilascerà sul gin. Ok. Quindi sarà un martini dry più o meno secco rispetto ad uno Normale. non in and out? È normale, è sempre un dry martini. No, No? è più secco. Secco. Secco perché non hai. Perché quello che verrà rilasciato sul gin sarà solamente un'acqua aromatizzata al vermouth, non Sì, sì, sì. il vermouth. Ok? Bene. Quanti CL di gin? 6. Sei. Però 12 perché siamo in Sì. Quello lì è un Ziegler da 45 e 15 sotto. Quindi 70. 30 sotto. 30? 45 30 quello. Ok. Però in questo caso girando il misurino si bagna sotto. Sì, 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 ma infatti lui poteva farlo, Anche sempre dalla stessa parte. Sì. dato che doveva versare 12, 4, 8, 12 potrei Sì, fare. potevo fare. oppure 4,5 e 4,5 fa 9, e una volta sola quello sotto faceva 12. Vabbè, non importa, l'importante è che abbiamo raggiunto il risultato. Giusto? Generalmente è bene quando i Ziegler vai, finisci e se no mi sarà qua il martino. Generalmente è bene quando all'interno del Ziegler ci sono magari qualche altra accetta, una questa ti aiuta a sapere a quanto stai arrivando.
Sei il primo che ce lo fai questo, Sì. È anche più piccolo se vuoi. Già io. Sì. La grandezza della giacca me lo conferisce. Tu hai messo, no, continua tu, il lime, cioè il limone, o hai messo gli oli essenziali del limone? Io ho messo solo la buccia di limone. Allora questo si chiede sempre al cliente, Ok. perché se tu spruzzi solo gli oli, come chiedeva la professoressa, lasci solamente il profumo Così lascia anche e il gusto. finisce lì. Sì. Invece così, man mano che il mio martini rimarrà a contatto con la buccia di limone, estrarrà note di limone. Ok. A posto? A posto. Qual è il Bene. mio? Ah, grazie. Conosci altri tipi di vermouth? Oltre a questo qui che è l'extra dry? Abbiamo extra dry, poi il bianco, Ok. e il Non rosé, c'è dry, non c'è dry. Extra dry? eh, Bianco, rosato rosso, Sì? poi c'è stata una collaborazione che è anche il golden e un altro rosso che è il rosso superiore possibile. La Rosso. marca. Ok. La marca Martini ha fatto queste. Ok. I vermouth si dividono in bianchi, rosati, rossi e secchi o in stile francese, come questo. Ok? E il vermouth rosso perché è rosso? Perché viene aggiunto caramello. Bravo, Bravo, volevo fartela io sta bravo, domanda. molto bravo. Qualche altra domanda? Sì, in che categoria si inseriscono questi Due. vermouth? Come un after dinner e Il vermouth o il drink? No, allora, la categoria era il vermouth. il vermouth. E poi mi dici quando lo posso bere, in che momento della giornata, e ci pensi bene. Ok? Allora, la mia domanda è, per quanto riguarda i martini, Ok. no? Come gli spumanti e come le mistelle, rientrano in che categoria? Se io vado su un disciplinare, Sì. trovo i DOP che sono i vini e trovo anche una categoria di vini che si chiamano gli spumanti, le mistelle e i vermouth, vini fortificati e aromatizzati e i vini liquorosi, rientrano nella categoria dei vini speciali. Ok. Così vai a casa con qualcosa in più, no? Sì. Ok? Bene, in che momento della giornata bevo questo cocktail? After dinner. Sono martini. Se è un after dinner, che caratteristiche? È un dopo cena. Ok, però adesso li facciamo ragionare. Se è un after dinner, che caratteristiche dovrà avere un after dinner dopo cena? Non troppo dopo cena. Dopo cena vuol dire che o mi aiuta a Aria. mandare giù, Mandare giù. Sì. cioè a Digerire. digerire, oppure ha un effetto Forte, cioè che mi sveglia. bravo di carica. Questo ha qualcuno di questi due effetti? Che ti sveglia? No, No, non mi carica neanche. che mi aiuti a digerire, insomma, Uno quindi è un time. pre-dinner. Per dinner.
Ricordati quando trovi il martini, Sì, di solito, è sempre per lui. se non vado, ecco, magari possono esserci ultimi creati, eccetera, Mhm. sono sempre Ok. Predinger. Perché stimola proprio queste botaniche, questo assenzio, stimola le Ok. papille gustative. Ma proprio vero. Stimola l'appetito. Potrebbe anche essere un anytime, nel senso magari non lo bevi alle Sì. 3 del pomeriggio, Sì, sì, però sì, se sì. uno vuole berlo non è dalle 7 alle 9, uno può berlo anche dopo cena. Però Predina è la sua categoria. Va bene? Va bene. Bene. Grazie. A voi. Lascia pure il noi è sempre plurale ma